11 allievi di categoria G. Vediamo se questa volta sarà la volta buona per partire. I cavalli sono già belli allineati, a metà della curva di sinistra, già tutti al loro posto. Birbadal, Azzurra Tab, Blue Rivet, Taiga Woodland, Vacanza Jet, Vaclav Lux, Cristal da Col, Bon Jovi Pax, Fuego du Boulet, Victor dei Ronchi, Valent, SF. Taiga Woodland, facile al comando, Vacanza Jet che cerca di scendere in seconda posizione e ci riesce avanti a Birbadal, avanza dalla seconda fila Valent SF, poi Blue River mentre ha sbagliato Azzurra Tab. E come numero 2 Azzurra Tab squalificato. E Bon Jovi Pax va dietro, sbaglia in coda anche Fuego du Boulet. E così i primi 200 se ne vanno in 14,6. Taiga Woodland al comando. Seconda posizione per Vacanza Jet, Valent SF allo scoperto, poi Birbadal, quarta posizione per Blue River che precede Vaclav Lux, Cristal da Col e Victor dei Ronchi. 29,7 per il primo quarto di gara da parte del favorito Taiga Woodland, che ha preso facilmente la testa con Santo Ollio e ora controlla. Se ne vanno i primi 600 metri in 45,7. Taiga Woodland al comando, seconda posizione per Vacanza Jet. Allo scoperto Valent SF, poi Birbadal, Blue River, prova ad avanzare all'esterno Cristal da Col, portandosi in scia Vaclav Lux e quindi Victor dei Ronchi. 1 minuto e 3 decimi per i primi 800 metri di corsa, sempre all'avanguardia Taiga Woodland nella sua scia, Vacanza Jet, poi Valent SF, Birbadal. Prova a trovare la camminata giusta Cristal da Col che risale ora con maggior decisione dopo 1 chilometro in 1:16,2. Taiga Woodland in controllo su Vacanza Jet, mentre cala Valent SF. Rimane in terza posizione Cristal da Col a precedere Vaclav Lux, la retta di là passata in 15,2. Taiga Woodland ancora spalle indietro, Vacanza Jet che aspetta. Sarà un match a 2 per la retta d'arrivo con Taiga Woodland che piano piano inizia ad accelerare, Vacanza Jet che sposta al largo di scatto, Taiga Woodland che accelera, riparte sotto il tentativo di Vacanza Jet, Taiga Woodland che ha sempre quella lunghezza da gestire su Vacanza Jet, Taiga Woodland che vince come vuole, nettamente declassato nel contesto, seconda Vacanza Jet, al terzo Cristal da Col. 29,2 a chiudere, 1:15,3 ragguaglio cronometrico, facile assunto per Taiga Woodland. Santo Ollio per il training di Warner Martellini, colori di Sean Caramel Formosa. La vittoria del 10 anni da Torval Palema nel suo preferito percorso d'avanguardia. Vince come vuole, non vengono neanche via i tappi, ma non serviva perché aveva 3 categorie in mano Taiga Woodland, Santo Ollio, sempre preciso in salchi, Cristina Fiore al training. Secondo posto per Vacanza Jet, al terzo finisce Cristal da Col.